Un possibile colpo di scena nel mercato dei trasferimenti potrebbe portare la stella del Sassuolo a rinforzare la rosa di Antonio Conte. Prima di approfondire l'argomento, non dimenticate di lasciare il vostro like e di iscrivervi al canale per non perdere nessun aggiornamento sul mercato dei trasferimenti. Il nome di Domenico Berardi, ala del Sassuolo e principale riferimento tecnico, è stato nuovamente accostato al Napoli. Dopo le voci di inizio stagione, l'interesse sembra essersi riacceso, con l'imminente partenza di Kvicha Kvaratskhelia verso il Paris Saint-Germain. Il Napoli è alla ricerca di un forte sostituto per rafforzare il settore d'attacco e Berardi sembra essere una delle opzioni più interessanti. Secondo il giornalista Gianluca Di Marzio, il Sassuolo non vuole cedere i suoi giocatori chiave a stagione in corso, rendendo difficile un eventuale trasferimento. Tuttavia, il Napoli sarebbe disposto a investire molto sull'ala 29enne. Un giocatore esperto che possiede la qualità tecnica e la visione di gioco per adattarsi perfettamente allo schema tattico di Conte. Tuttavia, il Sassuolo è rimasto fermo nella sua posizione, giocatori come Berardi sono blindati, soprattutto dopo i recenti movimenti in rosa, tra cui l'arrivo del rinforzo Laurs Schjellerup, per convincere il club di Fabio Grosso ad aprire una trattativa. Il Napoli dovrebbe presentare un'offerta irrinunciabile, che potrebbe prevedere cifre superiori ai 30 milioni di euro, più eventuali bonus di rendimento. Nonostante le difficoltà, fonti vicine al giocatore indicano che Berardi sarebbe aperto all'idea di trasferirsi a Napoli, dove avrebbe la possibilità di disputare la Champions League e di lottare per il titolo di Serie A. La decisione è ora nelle mani del Sassuolo e del presidente De Laurentiis, che cerca un rinforzo in grado di mantenere alto il livello della squadra dopo la partenza di Kvaratskhelia. Pensate che Berardi possa essere una buona scelta per il Napoli? Lasciate la vostra opinione nei commenti e continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti esclusivi sul mercato dei trasferimenti.